Finisce in parità e senza reti l'atteso derby di eccellenza tra Nebros e Rosmarino, che consente comunque alle due formazioni di proseguire nella loro striscia positiva, con i locali che infilano l'ottavo risultato utile e gli ospiti invece il quarto consecutivo. E sono proprio gli Amaranto a provarci su calcio piazzato e con buon tempo, che dopo un flipper sotto porta salva tutto sulla linea. Poi però la Nebros inizia a costruire e a più riprese sfiora il vantaggio, prima con Di Vita, il cui destro trova la decisiva parata di Sendin, poi con Scolaro, il cui tiro a giro si perde largo non di molto, quindi la botta di Travaglia è disinnescata da una super parata del portiere, che si ripete infine anche sulla zuccata del solito Travaglia poco dopo. Locali che reclamano anche due possibili rigori, il primo su Di Vita, sul quale il signor Copelli dice di no, e poi per un presunto mani, ma anche in questo caso il fischietto di Mantova lascia giocare. Padroni di casa che vorrebbero invece il rosso diretto all'indirizzo di Biondo per un fallo su Di Vita. Il direttore di gara estrae invece il giallo. Nella ripresa ancora vibranti le proteste della Nebros, che vorrebbe assegnato il penalty su Conti. Copelli però è di tutt'altro avviso. Padroni di casa che non demordono e nel finale potrebbero fare loro il derby, ma prima il destro di Laplace è deviato sul palo da un difensore, poi il destro a colpo sicuro di Zingales un minuto dopo si perde alto sulla traversa e infine la conclusione di Petrullo all'87esimo è respinta da Sendin. Con questo pareggio la Nebros mantiene l'imbattibilità casalinga e si porta a quota 22 punti, agganciando la quinta posizione, mentre la Rosmarino sale a 16 portandosi a più 3 sulla zona play-out.